venuto che mi metto comodo. Allora Raimondo, ti devi mettere leggermente più avanti. No, più avanti. Non più stretto, più avanti verso di qua. Possiamo andare. Perfetto. Quando ci faccio segnale devo fare, se io ti faccio un po' a fare così. Allora Raimondo, Non vedi da fare solo sei pronto? Dici che fai, tu ci devi vedere, ascolto. No, uno schifo si chiama. Riccardo Cocciano, dicevo a mano. La cavo prende soccorrisse. Allora, che cosa hai fatto di notare? Allora, dimmi ascolto. Come si chiama? Riccardo Cocciano. Ci diceva ascolto Riccardo Cocciano. Tu dici ma come? A mano. A mano. O se no le canzoni di Mina, le sai? Però Celentano canta buono. Mina volte. Le canzoni di Mina non le sai? Allora, tu mi hai detto... Allora ascolta, tu mi hai detto che sei pratico praticamente a cantare canzoni napoletane, giusto? Sì. Quelle di Raimondo, esatto? No, quella è napoletana. Quelle napoletane. Cantami una canzone, la prima che ti viene, vediamo, tanto per ascoltare, per vedere se come la Non ce l'hai in mente. vabbè, quello che ti esce, non ti preoccupare. Allora, silenzio perché sta per... Aspetta, come si chiama? No, lei è una mente però. Ma tu, ascolta, quando tu vendi frutta, esatto, gridi? Sì. Allora ci fai un'esibizione di grido come se tu stessi vendendo la frutta? A fare bandiere? Certo. Posso mandare cagocciole. Cagocciole. Forza. Cagocciole. È finito? Continua. Metti il caso che noi ci troviamo praticamente davanti al tuo negozio. Tu sei in un negozio o sei al mercato? A me al negozio. Al mercato, giusto? Sì. Nella baracca? Sì. Che vendi la tua frutta. Mettiamo il caso che tu stai vendendo la tua frutta. Come fai? Facci vedere come fai. I belli cagocciole. Poi? Perciò? Allora Calogero, vendi solo le carciofe? Sì. E poi? La frutta. E frutta, la frutta in particolare, dai, facci vedere. Tranquillo. Che fare? Devi gridare, come se tu vendessi la tua frutta, dai. Aspetta, roba bella. Qualsiasi cosa ti viene in mente, non ti preoccupare, basta che sia però una cosa continuativa, dai. Banane! Arance! Non hai in mente. Che bella Forza. Allora. Che bella piesca! È piccoca. Aspetta. Miligiane e Pumaroro. Allora? Perfetto, va bene. Ok. Allora. Facciamo la viola. Sì, io facciamo la viola. No, non ti preoccupare. Sai cantare qualcosa? Russo. Napoletana, però non ce l'ho in mente. Non ne vado a canto sta canzone, però. Come te ne esci? Come si chiama? Mica no. Gigi D'Alessio. Gigi. Avvocato. Vai. Te lo tengo io, dai. Aspetta. Avvocato. Ir a fare tutta gente. Una rassa. Non vede. Non sono una rassa. Avvocate. Aspetta, non ce l'ho. Perfetto. Affronto. Vabbè, non ti preoccupare, comunque bella anche questa era. Va bene. Ok. Va bene. Chiudiamo, cominciamo a registrare, dai. Vuoi dire qualche altra cosa? Perfetto. Ma non ridendo come non conto tu che non
medaglia. Mi fa confuso, tu sei ottimo. Io non posso essere inquadrata, perché da quando che io ho cambiato, io non posso essere più inquadrata perché poi mi giudicano tutti a me. Perché mi inquadra? Non faccia così. Va bene, ascolti, signor Domenico, Allora. le volevo domandare una cosa. Secondo lei il mercatino è meglio qui o dall'altra parte? Il mercatino è meglio dove vengono quelle persone belle che fanno della figura. Esatto. Perché quando vengono queste persone il mercato si apre, c'è l'affollamento. Se non vengono queste persone il mercato è morto. E quindi? Perché anche ci vogliono insomma il mercato di qua di Marsala è come Palazzo Montecitorio, Esatto. preciso. Anche la signora è come Palazzo Montecitorio. Signorina o signora? Signora? Me lo dica, perché non parla? Signora, la signora è come Palazzo Montecitorio, è precisa. Dici perché? Perché Palazzo Montecitorio c'ha Parlamento, Senato e Camera dei Deputati. Perché ride lei? Esatto. No, così. Giusto. Ora lei mi deve dire una cosa, lei parla del mercatino o fa parte della mia persona? Perché tu hai avuto un problema io. Sì. Problema, Che tipo di problema ha avuto? il problema che ho avuto io, Ascolti, che è il problema di sua figlia? no, con la mia figlia, ora No. mia sorella che c'è. Ah, sua sorella? Sì, mia sorella. Mia sorella Che le è purtroppo, successo? è caduta che era a Palermo Regione, essendo a Palermo Regione che faceva prima era in servizio, ora l'hanno sospeso e non è più effettiva, ora fa sostituta. Ho capito. Quindi viene sostituta praticamente. Sì, È stata sostituita. Sì, fa sostituta e travaglia a Regione, figlia mia, stava a dire la verità. E avevo un periodo che travaglia a Regione Guadagna bene, sì. ma poi Cioè, i soldi che porta mia lavorando figlia, alla Regione poi. i soldi che porta poi mia figlia ha lo stipendio libero. Sì. Non è che è stipendiata che ogni mese prende per dire 5.000 euro, 4.000 euro, io ogni sera poi c'è soldi. Esatto. Cioè, ma questa è una cosa buona. Perché lei ormai l'hanno portato in Camera, Esatto. Camera di Deputati. Esatto. E la figlia mia di quando che travaglia in Camera non travaglia più con mano perché arrivano i comunitari, cose, travaglia in lingua, e con la bocca lavora, parla e lavora. Esatto. Cioè non è praticamente pratica più manualmente. Manuale che significa, chiedo scusa, perché lei Lavora con le mani praticamente. che mano, Le mani non le usa. Che mano travagliano i ministri, Ho capito. che travagliano guida, perché la toccano, e io lavoro di maneggiato. Esatto. Invece, Mentre sua sorella lavora con invece di travagliare con la bocca perché arrivano pratica in lingue praticamente. lingua, che travaglio con la lingua. Esatto. Come chiama lei? Ma scusate, Lingua. quando le comunitarie arrivano, non è un lavoro questo? Certo. Essendo che è un lavoro, che fa un travaglio quando c'è. Cioè, ma mi sembra però che stia seguendo la carriera di sua figlia, perché mi sembra che sua figlia abbia fatto all'origine anche una carriera di questa, o no? Primo era a provincia. Sì. A Trapani, in Vaccini Migliori, ci assegnarono 150 metri. Sì. Ora che sto finito, Niente. un travaglio a chiudo. Gli hanno levato il posto praticamente. Non ce l'avevano posto, ha aumentato di grado. Cioè, anzi 150 metri quanto le hanno dato? Ora c'erano 250 metri perché la figlia mia Più grande. ha chiamato di valore. Esatto. E un travaglio che fa Ida ora è per di piangere perché Ma lei non deve fare così. Deve superare questo momento. a superare. Ora Laura, perché se ne fui io, e per dire la verità, combattiamo che vuole fatto i mobili pure, Esatto. vuole fatto i mobili, che i mobili che vuole fatto per dire la verità a lei, e non è che abbiamo poi chiamare la certo, moglie è logico. di farci i mobili a Ida, Certo. se ne fuori, e se ne con euro, In Senigallia? se ne caglia. Esatto. A Senigallia, se ne. E venne da sino a casa, figlia mia. Ha avuto un figlio pure, se non mi sembra. Un bicchierino venne un bicchiere, non è di sua parte, e manco È di. venuto misto. Venne bianco-nero. Bianco-nero, Juventino. Bianco-nero. No, Juventino, venne bianco-nero. Un bicchiere che se mi vira a mia figlia ha un betto bianco che fa bene il cuore. Sì, sì. Si chiama Leon Cicchire. E venne bianco-nero bicchierino. E neanche quando arriva a casa, perché poi ci regalano una cammella. Sì. Ci regalano una cammella, figlia mia, signora. Perfetto. Quando arrivarono a Maisala e arrivarono a. Ne arriviamo tutti in Giappone, poi.
perché arrivava figlia mia miazza con piccino miazza, questo piccino bianco nero. Poi a Trapani. Ora mia figlia dice, papà, quando arriviamo in Italia volevamo fare la musica. Sta musica, io non posso fare tutte giumme, tutte le giumme. Esatto. Arrivarono, di già benedicare tutto a peso, tutte le giumme. Poi mia moglie che sapeva come che cammella Certo. e non ci sapeva parlare. Si è dovuto abituare per No, non ci abituato. No. Per dirci la verità, la figlia mia si iniziano questo marito. Sì. Si iniziano direttamente, che mancavano 2 anni. Niente che sta cammella rincia. Ci la mattina mia moglie mi dice a mangiare, io trovava giocata. E ci diceva mia moglie, scusate Camilla, che se tu non capisci niente. C'ha a parlare in italiano. Dice come in italiano? Dai, su Camilla. Così c'è a parlare. E si sia. E per dirci la verità abbiamo avuto un po' di sacrificio. Perfetto. Va bene. Condoglianza allora. Della Cammella. Ah, mi pare condoglianza alle mie perché ti faccio più. Ciao, vuoi le telecamere di Strano Amore Siciliano nella tua discoteca o nel tuo pub o nella tua cerimonia? Lo staff al completo di Strano Amore Siciliano stanno aspettando te, le ragazze più belle, i cameraman, tutte le interviste, tutto ciò che serve per rendere il tuo locale, il tuo pub, la tua cerimonia. Questa è la mia ragazza. La tua nuova ragazza questa. Quando vedrei. La tua nuova ragazza. No, dammi, è stato poco fermo qua. No, No, un regista! State no, per bere come Vediamo, quella in cosa come si chiama? in animalesco. Sì. In animalesco? Mi fai un cammello arrapato? Ti posso fare una pecora rapata, non un cammello. Una pecora arrapata come? Una pecora. Un cane arrabbiato. Buono, taglia, Un cane arrabbiato. Taglia, Che è buono. un altro corteggiatore di Lorena, sei corteggiatore di Lorena. Sì. Ma tu che cosa sei disposto a fare per Lorena? Ma tu a Lorena la conosci? Sì, L'hai vista in TV? l'ho vista in TV. E ti è piaciuta? Mi è piaciuto. E che cos'è che ti è piaciuta di Lorena? Dai, dimmelo. Beh, il suo viso, Il suo viso, i suoi occhi. i suoi occhi, il viso. Ma ti è piaciuto il viso o ti è piaciuto qualche altra cosa? Ah, c'ha anche delle belle curve. Curve. Del seno. Però attenzione alle curve perché ci Vabbè, sono curve cioè- pericolose, attenzione. Per cui, amici telespettatori, siamo qui e siamo sul lungomare Mazzini, giusto? Lungomare Mazzini? Lungomare Mazzini? Lungomare San Vito questo è, no? Che è? Non è San Vito Ma questo. quando mai? Ma tu di Mazzara sei? No, io di Trapani. Ah, questo è il lungomare Mazzini. Cameraman, siamo al lungomare Mazzini. Lungomare Mazzini a Mazzara del Vallo. Vabbè, allora andiamo a fare questa registrazione. Andiamo a fare questa registrazione. Allora, Max, dimmi. Sbilanciati, dai. Facciamo passare il cameraman avanti a noi così magari registra la tua faccia. Va bene. Allora, dimmi. Parlami un po' di Lorena. Che cos'è praticamente che ti ha colpito? Beh, Beh, che cosa? Allora, mi metti in imbarazzo. ti metti in imbarazzo? Ma dai! Forza! Allora, io sono ancora sulla decisione Sulla decisione per fare una cosa per lei. fare una cosa per lei. Cos'è che sarei disposto a fare per lei? Esatto. Noi vogliamo sapere che cosa sei disposto a fare per Lorena. Che cos'è che ti è piaciuto di Lorena. Poco fa hai detto le curve. Ma specifica curve. Che tipo di curve? Destra, sinistra, centrale? Non so. Perché quando proprio c'è. Ci sono, le curve ci sono. Allora. Forza! Dai, che ci sono i telespettatori che ti stanno guardando, dai! Non sono senza parole. cara. Senza parole? Scusa, se tu avresti a Lorena qui davanti, che le diresti? Sono senza parole? No, vabbè, sicuramente sarebbe un'altra cosa. Stiamo facendo un mini provino, prima di fare la registrazione, quella, insomma, per il videomessaggio per Lorena. Stiamo facendo la prova, dai. Le domande che ti faccio sono queste e che ti farò. Che cosa sei disposto a fare per Lorena? Tu per Lorena cosa sei disposto a fare? Allora, eccoci qua, amici telespettatori, siamo naturalmente nella rubrica dei novità. Aspetta che chiamavamo Giovanni, guarda qua, Giovanni!
ecco il po'. Bene po'. Vedi che Ma siamo in onda? Certo, stiamo registrando. E ma non va niente l'hotel. Dai. Vabbè, ripetiamo, dai. Ripeti. Buonasera a tutti. Mario, dobbiamo registrare. Li fai dopo queste battute. Dopo, ok. Allora. Ah, sei pronto? Sì, Allora, sono pronto. Come mano. Ma, scusa, ma che gli hai fatto? Sbagliate di nuovo. Ma che gli hai dato da mangiare, scusa? Rimortaccia lui, oh! Cattapossano! Ma che hai mangiato? Hai mangiato peperoncino! Un peperoncino ancora ma brucia! Oh! Sai del ma... Ti brucia Ma sotto, ci sì. fatto vedere con la congerete, qui un pezzo di ghiaccio nel mall! Vabbè, possiamo? Sì, possiamo, vai. Allora, 3, 2, 1, attenzione, si registra. R. 3, 2, e mi fare Mega tatuaggio. Un mega tatuaggio? Dove? Dietro alla spalla. Dietro la spalla. Dietro la spalla. Com'è? Baci un uomo con la lingua? No, non ho mai baciato un uomo con la lingua. Ma potrei pure provare. Ma che ne dici? Aspetta che mi allargo. No, giustamente con te, ovviamente. Certo, logico. Allora, cioè tu saresti disposto a baciare un uomo con la lingua? Sarei anche disposto a baciare. Per Lorena? Per Lorena. Con la lingua, cioè effettivamente come se fosse donna? Come se fosse donna. Ma non è che sei gay tu, no? No, non lo so. Sicuro? 100%. Sicuro? Sicuro. E tu saresti disposto a baciare un uomo con la lingua? Ma per se Lorena. e per conquistare una ragazza farei anche di questo? tutto per. Solo in bocca o da qualche altra parte? No, e limitiamoci solo alla labbra, va. Solo le È labbra? meglio. Per Lorena saresti disposto a farlo? A baciarlo? Allora, ti faccio una domanda. Per Lorena, tu saresti disposto praticamente a baciare un uomo, non solo in bocca, da tutte le parti, tutto il corpo, dalla testa ai piedi? No, Con la lingua? proprio no. Niente. Per Lorena Un non bacio sì, ma solamente un bacio. un bacio con un uomo, un bacio. Vabbè, anche questa potrebbe essere una cosa. Sì, ma Dipende se a Lorena sempre gli interessi. Appunto pure per questo, ma è meglio questo metterlo da parte che Mamma mia che prova! una prova Oh, è incredibile. Già solo a pensarci, già a me. solo a pensare pure io mi casca il fondoschiena. Vabbè, allora qui siamo arrivati alla giostra, a momenti dovremmo fare la nostra registrazione, per cui preparati perché le domande che ti farò saranno queste, ok? Ok. Ok. Abbiamo naturalmente il nostro cameraman che ci sta seguendo. Dove ci mettiamo? Dove volimmo? E allora io Se direi di scopro qualche metterci. cosa. Sì, scopri quello là. Perché proprio lì, in quel punto, abbiamo fatto praticamente il video circa un anno fa, sì. Sì. Abbiamo fatto un video musicale io e la mia ex valletta, la grande Diana. Diana, la grande Sì. Diana. Sì. L'hai fatto qua? Sì, l'abbiamo fatto qua il video. Io e la mia ex valletta. La grande Diana. La grande Daniela. La grande. Te la ricordi Diana? Oi. Te la ricordi? Allora, dove ci mettiamo? Dove ci mettiamo? Allora, eccoci qui amici telespettatori, siamo naturalmente nella rubrica dei nuovi talenti e questa sera vi voglio presentare un ragazzo che voi conoscete benissimo. È un ragazzo trapanese, si chiama Mario ed ha ben 46 anni. Buonasera telespettatori, buonasera a tutti i telespettatori. Dovevi fare parlare me prima. Ah, vero, dai. Quanti anni c'hai tu? Io ho 46 anni, 47 prossimo, Di me 21 anni di me. Di me non ne dimostri. E lo diciamo niente di me. È vero, ne dimostra di meno. Io si gira, ma che fotte me ne vedo. Ma sei fotte, oh, ma sei devi rispondere, Davide, devi rispondere perché quello ti fa le domande, devi rispondere. Che fotte me ne vuoi? A voi, allestiamone. Vabbè, Aspetta che mi possiamo? spiamo. Possiamo? Ok. Come ti senti? Settato. Secondo me tu hai mangiato qualcosa di strano. Peperoncina che mangia. Questo perché? Oggi mangio tutto.
Oh yeah.